Amici bellini, nel dare il benvenuto a Terlix dobbiamo perdere un po' di tempo, come sapete, come di abitudine, e sta portando anche bene, quindi la simulazione. Contemporaneamente ne approfitto, lasciate un like adesso perché probabilmente il resto del video non vi porta al like, oppure sì, ovviamente l'argomento è divisivo, e ne approfittiamo perché me l'hanno proprio chiesto, mi hanno mandato un paio di messaggi privati. Non me ne servono 1000 per poi farmi ascoltare delle cose e decidere di dire la mia, semplicemente di dire la mia nei confronti di un atteggiamento che mi vede chiamato in causa, volente o nolente, e onestamente non mi fa piacere. Cominciamo. Le 3 partite chiave, ma ovviamente è sempre più complicata la prima, quella da giocare subito, perché non sbagliare questa partita, specialmente se l'Inter dovesse fermarsi in qualche misura a Torino, significherebbe mettere un'ipoteca serissima sullo scudetto. Io ho qualcosa da dire su una vicenda che mi fa molto arrabbiare. Io non solo ripeto quello che ho detto e non mi pento, ma lo ribadisco. Ma che gente siete voi napoletani che tiferete per il Paris Saint-Germain? Vi compiatisco, siete dei poveri autolesionisti. Addirittura c'è chi vuole invitare Kvara a un'eventuale festa scudetto del Napoli perché ha dato il suo contributo il giorno d'andata, il che è obiettivo, per carità, ma ci ha mollato in piena corsa scudetto per perseguire i suoi interessi. E se li è fatti bene, visto che è arrivato alla finale di Champions, ha vinto lo scudetto francese, vabbè, quello parva materia, e può anche vincere la Champions. Sarebbe l'unico giocatore a aver vinto 2 campionati in un anno più la Champions, incredibile a dirsi. È un grande giocatore Kvaratskhelia, è inutile che stiamo qui a discuterne, è un grande giocatore. Ma che gente siete se tifate Paris Saint-Germain nella finale di Champions? Sentiamo. Sapete chi siete? Quelli che hanno un paio di corna sulla testa, a ceppo, a frun, che se carne tralle non ne chiova manco un terra. Siete dei cornuti. Complimenti. Contenti però, felici. Sapete perché siete cornuti e felici? Perché vi hanno fottuto la fidanzata e voi tifate per loro. Allora, se l'estate scorsa il Paris Saint-Germain, in maniera corretta, fosse venuto al Napoli a dire: noi vogliamo Victor Osimhen e Kvaratskhelia, vi offriamo 200 e passa milioni, ci date il permesso di trattare con i calciatori il loro stipendio, non ci sarebbe stato nulla da eccepire, anzi avremmo ringraziato il Paris Saint-Germain per averci portato un bel po' di soldi e aver consentito al Napoli di rifondare con Antonio Conte una squadra da primato. Quando le cose vengono fatte correttamente non c'è nulla da dire. Voi dimenticate però quello che disse De Laurentiis a Palazzo Reale, che il Paris Saint-Germain aveva trattato di nascosto del Napoli col procuratore di Kvaratskhelia e col procuratore di Osimhen i loro ingaggi affinché facessero pressione sul club per abbassare il prezzo il più possibile. Questa è una pratica truffaldina contro le regole, perché le regole non lo consentono, che molti club fanno per ottenere che il calciatore ricatti il club dicendo: io me ne voglio andare e quindi mi devi vendere per forza, e questo fa abbassare il prezzo. C'è stato un calciatore che quest'estate mi è scaduto completamente dalla mia considerazione, perché era un giocatore che mi sarebbe molto piaciuto a Napoli, ha fallito la stagione, sarà stata la seccia dei napoletani, magari, chi lo sa, credo di no, credo che abbia avuto problemi seri. Si chiama Koopmeiners, che pur di andare alla Juventus si è dato malato. Già. E nel momento determinante della stagione dell'Atalanta, quando si doveva giocare la partita in Champions, ha marcato visita, fingendosi malato. Come la Juve lo ha venduto, è resuscitato, non aveva niente. I club possono essere sotto ricatto in questa maniera? Il club partenopeo avrebbe trovato l'accordo con il calciatore per un contratto di 5 anni. Rimane comunque da colmare la distanza col Manchester United. Ma perché se il club firma un contratto di più anni con un calciatore e questo calciatore fa schifo? È il caso di Koopmeiners adesso alla Juve. È un peso per la Juve, non è più titolare, non si sa se si riprenderà, costa una barcata di soldi. Non è che la Juve dice: non sei andato bene, ti tagliamo. No, i soldi glieli devi dare fino all'ultimo giorno. E se lo deve tenere sul groppone, così come si tiene Vlahovic a 12 milioni netti.
Ma Vlahovic non segna più. Pazienza, hai firmato un contratto. Perché vale per le società e non vale per l'altra parte? Faccio una grande annata. Ma mi devi dare 6 volte tanto. No, il doppio, 6 volte tanto, se no me ne vado. Come te ne vai? C'è un contratto? Non conta. Conte resta, e chi lo sa? Ma c'è un contratto. Ma se non vuole restare. Ma se avesse fatto male e l'avesse voluto cacciare De Laurentiis, sapete cosa sarebbe accaduto? Che De Laurentiis gli pagava 3 anni di contratto ricchissimo, fino all'ultimo euro, poco, uno sopra l'altro, come una macchinetta a Las Vegas. E si può andare avanti così? Allora la gente dovrebbe dire, ma non va bene, dovrebbe rizelarsi, dovrebbe dire, ma che schifo. Invece, voi che fate? Ti fate Paris Saint-Germain, che si è comportata scorretta d'estate. Quando il procuratore si è visto che lui poteva prendersi 10 milioni, che al calciatore davano 10 milioni, ma secondo voi, nonostante Conte abbia detto Kvara non si tocca, e il giorno dopo all'alba del mattino successivo sono partiti per Düsseldorf, dove facevano gli europei in Germania, tutti i boss del Napoli, De Laurentiis, Chiavelli, l'avvocato Grassani, Manna, hanno incontrato Kvara e il suo procuratore. Ti diamo 6 milioni di euro, perché Conte ha detto risolvete il problema. Facile a dirsi, caro Conte. Risolvilo tu se ci riesci. Ti diamo 6 milioni di euro a crescere, rinnoviamo, mettiamo anche una clausola rescissoria. La risposta sapete qual è stata? Ma che me ne importa a me? Ha detto Mambuca Giucheli in georgiano, ha detto che me ne importa a me. La vedete la lettera? È già pronta. Come finisce il campionato utilizzeremo l'articolo 17 e ce ne andiamo. E a voi arrivano i bruscolini. Forse non tutti ricordano che dell'articolo 17 se ne parlò anche per Higuain, e all'epoca si cercavano quelli che l'avevano fatto in passato. Bisogna parlare di Webster, che poi dà il nome anche alla situazione, Matusalem e Morgan De Santis. Questi sono tutti i giocatori più importanti, cioè 3, nella storia del calcio. L'articolo 17 esiste. Il problema è che se esiste tu lo devi tenere presente quando metti in atto un contratto. Il Napoli ci ha provato, ci ha riprovato. A novembre si sono rincontrati. Non mi venite a dire che l'anno scorso andava rinnovato, lo sanno anche i Muri che doveva essere rinnovato l'anno scorso e che è stato fatto un errore l'anno scorso. Ma vogliamo piangere sempre gli errori passati? Quest'anno, con l'arrivo di Conte, si è azzerato tutto. Il Napoli ha provato a rinnovare Kvaratskhelia, sì. Ci ha provato seriamente, sì. Ci ha provato con cifre congrue, sì. A novembre, signor Giucheli, ne parliamo a gennaio. E poi si è saputo che trattava segretamente col Paris Saint-Germain, che si è comportato scorretto per la seconda volta, che aveva perso Mbappé. Il Napoli cerca l'accordo col calciatore prima di parlare col Torino. Direi che è scorretto. Voleva un giocatore di valore, di livello per sostituirlo. A gennaio Kvaratskhelia dice io me ne vado, se no a giugno non pigliate niente e qua ci stanno 70 milioni che vi aspettano. Gli dice Mambuca Giucheli. Nel frattempo il calciatore non stava giocando bene. Falso. Non c'aveva la testa sul pezzo. Falso. Si era rifiutato di partire per la trasferta. Falso, era infortunato. E Conte ha detto mi tiro fuori. A questo punto non metto più nessun veto. Se dovete venderlo, vendetelo. Non posso avere in squadra uno che non vuole restare. L'errore è stato fatto a monte, Conte. Dovevi dire sì alla cessione di entrambi. Capisco che era un rischio, ma dovevi dire sì alla cessione di entrambi. Avresti avuto i soldi per fare la squadra e oggi ce l'avresti l'attaccante di valore da mettere vicino a Lukaku. Ma ti capisco, ma non capisco voi, cornuti. Ancora. Che di fronte a uno che vi frega la fidanzata di nascosto, dopo fate il tifo per lui. Ma che gente siete? Ma l'onore ce l'avete? Non mi parlare di Io non posso mai tifare Paris Saint-Germain. Ma manco l'Inter, non tifo per nessuno infatti. Ma se devo proprio scegliere, mai al mondo il Paris Saint-Germain, che è venuto a prendermi il miglior giocatore che avevo in casa, con un comportamento di certo non adamantino, con l'arroganza dei soldi. Me lo accendo col dollaro. E io devo tifare per uno che mi ha fregato il mio giocatore con un comportamento non specchiato, che me l'ha fregato sotto banco. Sigari. Perché queste cose sono uscite su tutti i siti, su tutti i giornali. Non me le sto mica inventando io, Le ho sentite con le mie orecchie le cose come sono andate. Le ho lette con i miei occhi le cose come sono andate. Ho intervistato io le persone che me l'hanno raccontato e l'hanno fatto sentire anche a voi. E ve le tiro fuori se volete a uno.
anche l'avvocato che ha steso i contratti, che noi abbiamo intervistato e che ce l'ha detto che erano mesi che Giucheri trattava di nascosto. Ora il Paris Saint-Germain va a fare la finale di Champions League con una squadra che costa un fottio di soldi, con l'arroganza dei soldi arabi che stanno rovinando il calcio europeo, e io dovrei tifare per loro. Dice, ma l'Inter, tu sei il primo che sta attaccando l'Inter, sì, scarta fruscia e piglia primera, ma non è niente in confronto a quello che noi abbiamo subito a Napoli dal Paris Saint-Germain. Non ve la vedete proprio la partita, non si tifa per nessuno. Ma fatti cazzo. Ma di sicuro non potrò mai tifare Paris Saint-Germain, perché è venuto a fare la spesa in casa mia, fregandomi il giocatore più importante, con comportamento arrogante e non rispettoso delle regole. Ecco 70 milioni. Posso capirlo che il mondo va così, ma non mi chiedete di applaudire anche a chi fa così, specie se tocca a me stesso, cioè il Napoli. Voi volete essere cornuti e tenetevi il corno. Dottore, ci risiamo, eh? Io non mi devo rivolgere a lei perché lei non si rivolge a me. E quando ci siamo incontrati, quando ho avuto l'onore di intervistarla, lei mi ha dato del lei, ha messo una distanza, e io rispetto questa cosa qua. Non dobbiamo esserci simpatici tutti. Io quando ho avuto a che fare con Silver Mele, con Paolo Del Genio, con altri giornalisti, c'è sempre stato un rapporto cordiale. L'unico con cui non c'è stato un'apertura è lei, ma io lo rispetto. Di conseguenza io non mi devo rivolgere a lei, ma lei non si deve rivolgere ai tifosi così. Ed è una mia opinione personale. Partiamo dal presupposto che io ho le mie opinioni, lei ha le sue. Io non chiedo a nessuno cosa fare da tifosi, e lei, secondo me, non dovrebbe permettersi di dire ai tifosi come tifare, di spiegare ai tifosi napoletani come deve essere il tifoso napoletano in certe circostanze. Ci risiamo, perché lei lo fece già all'epoca, quando pretendeva che i tifosi fischiassero la squadra perché dovevano farli come dovevano farli, perché invece no, non è così. E all'epoca io feci un controeditoriale riportando le parole di Osimhen, che spiegava che i tifosi napoletani sono unici per un certo tipo di atteggiamento che hanno nei confronti dei loro idoli, e cerco di essere preciso e di non dilungarmi. Se in queste ore importanti e frizzanti, dove ci giochiamo uno scudetto, il quarto della nostra storia, e non sono tanti, quindi dovremmo essere tutti concentrati su questo, come mai, secondo voi, escono notizie di mercato come De Bruyne e tutti si concentrano su quella cosa lì e sono tutti in friccico e in fibrillazione? Perché gli idoli sono fondamentali nel calcio. Io per esempio me ne sono scelto uno e mi è andata bene. Io ho bisogno di uno che prima della partita dico magari segna lui, mi immagino una giocata, devo entusiasmarmi perché sono un tifoso, perché amo la maglia, ma dentro la maglia ci devo mettere un giocatore, altrimenti la maglia da sola le partite non le può giocare. Se noi diventiamo una tifoseria scorbutica, sclerotica, tranciante, che attacca al primo problema, al primo passaggio sbagliato i suoi giocatori, noi perdiamo una ricchezza che è conosciuta nel mondo, perché i giocatori parlano anche tra di loro e dicono ai giocatori, dice guarda, quella piazza è così, quest'altra piazza è così, qui non ti perdonano niente, lì puoi fare quello che puoi fare, eccetera eccetera. Se noi diventiamo così, perdiamo una ricchezza che non abbiamo nelle casse, perché d'estate noi parliamo di sigari e siamo i più ricchi. Oggi, o a gennaio, diciamo è l'arroganza dei soldi arabi, ci hanno portato via la fidanzata. Non funziona così. Il paragone con la fidanzata è un paragone sbagliatissimo, perché prima di tutto Kvara non può essere il fidanzato o la fidanzata di tutti noi tifosi. Kvara aveva un rapporto professionale con la società sportiva Calcio Napoli. Se i rapporti non funzionano, le cose, i percorsi si dividono, e i contratti, è giustissimo quello che bisognerebbe rispettarli. Sì, bisognerebbe rispettarli, ma il calcio è un unicum e non possiamo far finta che non sia un unicum. Quando se ne va Spalletti aveva il contratto, quando si parla di Conte c'è il contratto, eppure non siamo sicuri. Ancelotti viene cacciato, viene chiamato Gattuso prima ancora di cacciare Ancelotti, perché devi essere pronto. Allora là stai rispettando il contratto? Non lo stai rispettando, lo stai mandando via. Kvara intanto ti ha portato 70 milioni, cosa che Osimhen quest'anno non ti ha fatto, e adesso vediamo
cosa succederà con Osimhen, perché le voci stanno cominciando a diventare pressanti su un Osimhen alla Juventus. Se lo possono permettere, Giuntoli potrà convincere De Laurentiis e trattare con De Laurentiis. Vedremo quello che succederà. Intanto, se è vero che Koopmeiners si è messo in branda e ha lanciato un certificato medico, Kvara invece ha fatto tutto l'allenamento di Conte, ha giocato, ha fatto il terzino, ha fatto l'ala, si è preso calci di rigore, ha tirato e ha segnato, ha fatto assist e ha segnato. E quindi se non vogliamo riconoscergli quello, potete dire quello che volete voi sul fatto che abbia giocato male, falsità che continuate a ripetere, finché le ripetete diventano realtà per qualcuno che non si ricorda le partite. Su questo ci passiamo sopra, ma il fatto che io mi devo sentire insultato e chiamato cornuto da lei non mi sta bene. Io sono padrone di tifare per il Paris Saint-Germain, che a parte tutto è una squadra gemellata con il Napoli. Io non posso, se devo scegliere tra due squadre, una squadra gemellata e una squadra che è l'Inter, che ha rapporti con quella gente là, che è indebitata, non dovrebbe nemmeno partecipare a certi campionati e che fanno quello che vogliono, e che tra l'altro si sono presi Zielinski. Allora che vogliamo fare? Il Paris Saint-Germain no, l'Inter invece sì, loro sono stati corretti. Secondo voi Zielinski non era stato contattato molto prima che scadesse il suo contratto, prima di gennaio, quando è legalmente pronto a farlo? Secondo voi no? E se altrimenti perché viene escluso dalla Champions per fargli un dispetto? Quindi l'Inter va bene, Paris Saint-Germain che invece ti ha pagato 70 milioni no. L'Inter se l'è preso così. Oltretutto io ho anche una rinnovata simpatia nei confronti di Fabian Ruiz. Donnarumma mi sembra il portiere più forte del mondo e ho piacere a vedere delle grandi parate di Donnarumma, senza considerare il fatto che il centro della comunicazione italiana è a Milano. E se fate dei ragionamenti, qual è il nuovo che avanza? È Cronache di spogliatoio, che io apprezzo moltissimo, che mi divertono tanto. E intanto se vai a sentire, questo è un contenuto che lancerò a parte prima agli abbonati e poi agli altri. Signori, loro con l'Inter hanno un rapporto molto stretto, e quindi se deve uscire qualcosa, da lì non esce e se ne devono parlare bene, da lì parte, se ne devono parlare male, un po' di silenzio. Di conseguenza noi per equilibrare tutto questo non possiamo tifare per l'Inter, abbiate pazienza, perché già so, il Napoli magari vince lo scudetto, benissimo, per noi è un'impresa storica e il resto dell'Italia si parlerà solo della vittoria della Champions dell'Inter. Anzi, ci diranno, vabbè, avete vinto questo scudetto perché l'Inter ha volontariamente snobbato il campionato per concentrarsi sulla Champions e dare lustro all'Italia nel mondo, l'epica delle partite con il Bayern contro il Barcellona. E io devo tifare quella gente là per andare contro la fidanzata che se n'è andata. Mi dispiace, non è così, non funziona così. Per me lei è il padrone di farlo, e altri tifosi che seguono il suo pensiero, perché ce ne sono, ho letto i commenti, sono padronissimi di farlo. Ognuno può simpatizzare o no per le squadre che vogliono, lungi da me dire quello che uno deve fare. Però sta diventando sempre più arrogante il modo di porsi nei confronti degli altri tifosi. Stiamo distribuendo le patenti di chi è tifoso e chi è meno tifoso. Questo a me non sta bene, perché io sono uno di quei tifosi che ha intenzione di guardarsela la partita. Lei mi dice non se la devo proprio guardare, e invece me la guardo la partita. Me la posso guardare? Sì. E non è lei che mi può dire di non guardarla, oppure che sono, se faccio una certa scelta. Non mi sta bene, ma non mi rivolgo a lei, parte da lei questo discorso. Ma io in conclusione mi rivolgo al Napoli. Il Napoli ha dato la licenza, non è la radio ufficiale, attenzione, è importante. Le parole sono importanti, si pesano. Il Napoli dichiara Radio CRC radio partner del Napoli. Non è radio ufficiale, ma è radio partner, cioè hanno delle esclusive, hanno un rapporto privilegiato, come era Radio Kiss Kiss per tanti anni. Ma io devo dire la verità, Radio Kiss Kiss non si è mai comportata in maniera così violenta verbalmente nei confronti della gente. Ricordo che Carlo Alvino fu cacciato da Sky per cose simili, però erano rivolte ai tifosi della Juve. Siamo sicuri che il Napoli vuole essere associato a questo tipo di comunicazione, a questo tipo di atteggiamento? A me non sembra un bel ritorno di immagine. Poi probabilmente non cambia molto nel panorama nazionale e internazionale, perché la radio sì, magari si vede sul web, ma in Italia
non ha alcun peso specifico. E quindi le parole di Umberto Chieriello, che ci chiama tutti cornuti, quelli che hanno intenzione di tifare per il Paris Saint-Germain, non arrivano nel mondo. Se invece dovessero arrivare, io fossi il Napoli ci penserei su. Secondo me ci sono realtà radiofoniche, realtà giornalistiche un pochino più moderate, un pochino più educate. Poi per quanto riguarda l'analisi, ognuno la vede come vuole. Ci sono linee editoriali, c'è gente che non ha filtri e gente che ne ha fin troppi. Ma voglio essere convinto che al Napoli non piaccia questo tipo di atteggiamento. Io voglio essere convinto che il Napoli sia superiore, sia più elegante e abbia più classe. E quando si lega a delle aziende o a dei giornalisti che parlano così, secondo me il Napoli dovrebbe ascoltare e dire questa non mi è piaciuta. Bah, la chiudo qui perché devo postarvi la simulazione che avete visto e che dice abbonati stanno dicendo te la sei dimenticata. No, assolutamente no. Tra l'altro oggi c'è partita, c'è live e se volete questo discorso si può riprendere e si può approfondire quanto volete. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Io mi sento offeso, sicuramente l'editoriale non va contro me persona diretto, però se io poi decido di fare questa scelta e di tifare per la squadra gemellata che spesso ti ha portato dei soldi in cassa, vedi Fabian Ruiz, vedi Cavani, vedi Lavezzi, se poi decido di fare così, che devo fare? Mi devo sentire gli insulti e non devo dire niente? Mi sembra il caso.